Chi sposa ti fatai. Or morar tu l'ombra in cui giacio. Un bacio, un bacio nel coro. Ancora un Solo Tamagno sa cantare così. Comunicate alla stampa che da domani il teatro alla Scala sospende le rappresentazioni perché il maestro Verdi è gravissimo. Pare non ci sia speranza. Che cos'è tutta questa paglia? Per non far rumore, il maestro Verdi sta morendo.
Salva condotti. Eccoli, signor Maggiore. Controllate i bagagli. Osi Arturo. Io? Cosa avete da dirmi su questo vostro viaggio a Milano? Maiali. Was? Commercio i maiali. Don Lorenzo Finneschi. Antonio De Bellis. Io. Bene. Verdi Giuseppe. Parezzi Margherita in Verdi e Verdi Gino. Cosa andate a fare a Milano? Vi interessa tanto saperlo? Mio marito è un musicista. Daranno una sua opera al Teatro Filodrammatici, per questo ci trasferiamo. Musicista. Attenzione! Anche noi suonare buona musica. Prendi. Via. Hai avuto paura? Un poco. Quando vedo quei brutti musi non mi so dominare. È più forte di me, sembra di entrare a Vienna invece che a Milano. Purtroppo sono i più forti. E allora bisogna mordersi la lingua. Lei non può capire, reverendo. Non sono cose che la riguardano. Verdi, lei qui. Già, uguale, no? Ah, puntualissimo. Tutte le disgrazie della mia vita sono con me di una puntualità perfetta e inesorabile. Forse dovevo venire qualche giorno prima? No, lei è arrivato proprio in tempo. Fallito. Io, caro Verdi, sono fallito. Venga. Sente? Aspetta, prego, signore. 11.000. Sente? Tutte le mie belle cose, i tappeti, le scene, il mio teatro, tutto all'asta. Per questo ho perso la testa. Io non l'ho avvertito perché è successo tutto così all'improvviso. Ma come? Io ho lasciato un lavoro sicuro. Ho portato qui la famiglia. E che faccio ora? Che senta, Verdi, lei lo sa che io le voglio bene. Qualche cosa inventerò per lei, non la lascerò nei guai, ma me ne dia il tempo di rimettermi da questo colpo. Ha vinto il Varelli, ha stroncato le gambe a tutti alla prima botta. Con la Scala e il Dal Verme e i Filodrammatici è padrone della lirica italiana. Meglio così, io non ci tenevo a farlo. Oh, non c'era molto da scegliere. Interessante era il teatro, ma bisognerà vedere Oh, poi. a suo comodo, signor Varelli. I miei rispetti. Mi dispiace, Martini. Dispiace sia a me che a lui. Già, mi ero affezionato a questa baracca. Beh, ti sarà almeno di consolazione vederci dei begli spettacoli, finalmente. Senza rancore, Martini. Senza quattrini, che è molto peggio. Ah, ma ancora per poco tempo, sa? Senza quattrini. Sì, perché l'impresario Martini risorgerà più forte che mai. Voi credete di aver comprato tutto? No, quello che vale di più non l'avete comprato e non lo potrete comprare mai. Cosa vuol dire, Martini? Semplicemente questo. Ecco qui un giovane compositore, una mia scoperta, ha ingegno da vendere, talento musicale di prim'ordine e io lo porterò al successo. Non so come, non so in che teatro perché io non ne ho più, ma importa una gota, dice Namila. L'ingegno travolge gli ostacoli. Un musicista di eccezione. Non ne ha davvero l'aria. Ah, ma gli artisti non ci giudicano mica dall'aspetto, sa. È più facile riconoscere dalla presunzione un impresario. tutti che parli mi per te. Ha carattere il tuo giovanotto. Sarei curioso di sapere se ne ha anche la sua musica. Potrei decidermi ad ascoltarla un giorno o l'altro. Fatti vedere, Martini. Senz'altro. Ma perché tutte queste storie, Martini? Trattarmi come un fenomeno da baraccone. Ma lasciami fare che so io come si fa con quella gente lì. Tu pensa a sistemare la tua famiglia, che a quel crapun lì che pensi mi.
finito la battaglia, mi suoni la ninna nanna? Ma quanti feriti? No, papà, non sono feriti, dormono. Agli ordini, generale. Ma come? Hai sonno adesso? Margherita, non ti sembra strano che abbia sonno a quest'ora? Ma sai, non ha fatto che saltare tutto il giorno. Ho paura che non stia bene. Ma no, sta benissimo. E allora, Sciura, è finito! Un po' di più aspettare, l'avevo pregata gentilmente, dunque... Basta, basta, non la posso più sentire quella voce. Non è una donna, è una gallina. Caro, non tutti possono avere una voce armoniosa e gradevole, no? Gioca su. Non lasciarti prendere dalla disperazione, Giuseppe. Bisogna avere pazienza. Pazienza, pazienza. Ne ha avuta fin troppa. Nessuno si fa vivo. Hanno proprio tempo di ricordarsi di me. Mio padre proverebbe un gran dolore a sentirti parlare così. Povero papà Barezzi. Bell'affare ha fatto a spendere i suoi quattrini per farmi studiare. Ha fiducia in te. Peccato che sia il solo ad averla. No, non è il solo. Tu, cara. A ogni donna che ama, l'uomo appare sempre come un genio. Sarà qualcuno che vorrà dei soldi. Soltanto loro mi cercano. Aspetta, vado io. Chi è? Sono io, Martini! Buone nuove, Sciura, buone nuove! Finalmente ci siamo riusciti! Varelli ti aspetta. Quando? Semi! Margherita, hai sentito? Oh, scusami, Fai pure, ma sbrigati però, Fatto. Il cappello, l'ho spartito. Sì, subito. Ah, aspetta. Tieni, cara. Ma come? Vuoi uscire così, con quella cravatta? Ma lasci stare, signora, la cravatta, che facciamo tardi. inutile insistere, come si vede che sei scapolo. Ah, no, io non sono scapolo, sono vedovo. Lascia l'anima sua e a me che sono rimasto. Guarda, non imparerai mai a farti il nodo alla cravatta. E poi, mi raccomando, cerca di stare calmo. Non arrabbiarti per un nonnulla. L'opera è bella, vedrai che piacerà. Mi basterebbe che piacesse quanto tu piaci a me. Andiamo. Omaggi, Sciura, Poi, ma la ben lunga. Gino, tesoro, parla, che cos'hai? Ti senti male? Sì, tanto male. Dove? Qui. Oh, povero tesoro mio. Per questo avevi tanto sonno prima. Vieni subito a letto a fare la nanna.
Vedrai che ti passerà tutto. Aveva ragione, papà, devi avere la febbre. Può favorire un istante di là. Scusate un momento. Andiamocene, Martini. Ma perché? E me lo domandi? Gli ci leggeva in faccia che la mia musica non gli va. Ma se ancora non ha detto una gota. Perché non sapeva cosa dire? Ma no, Benedetto figlio, amica sì, ricordati quello che ti ha raccomandato tua moglie. Calma. Adesso quando viene, che porti me. Te ne vai così presto? Mi avevi promesso di restare a cena con me. Ho cambiato idea. Mia cara, da un pezzo cambi troppo spesso idea nei miei riguardi. Mi ami sempre? Una cantante non può amare che il suo impresario. E se io non fossi un impresario? Io non sarei una cantante. Dimmi, chi è di là? Un giovanotto pieno di speranze. È in attesa di una mia sentenza. Ho sentito qualche brano. Non sembra davvero la musica di un principiante. Il tuo giudizio conta molto per me. Mi è piaciuta. Sono contento, perché piace molto anche a me. Arrivederci. A presto, cara. Ho firmato il contratto, ho preso un anticipo. E hai speso tutto? No, quasi. Oh, santo cielo. La prossima volta che prenderai dei soldi... Lo sai che si darà la mia opera alla Scala Carnevale? Alla Scala? Oh, ma è meraviglioso. Tu starai al mio fianco. E tutti diranno, non sappiamo chi è più bella, la musica o sua moglie. La tua musica, caro. La tua musica. Mamma! Mammina! Sì, Gino. Vengo subito. L'ho messo a letto. Credo abbia un po' di febbre. Lo dicevo io. Quanto ha? Oh, qualche linea. Non preoccuparti. Domani starà già meglio. Lo sai che a Carnevale ci manca solo un mese? E io il vestito per la prima ce l'ho già in mente. Una gonna ampia con un corpetto con le maniche a sbuffo. Il mio applauso è per te. Anche questa volta hai visto giusto. Non è un gran merito scoprire il talento degli altri. Ma perché non si presenta al proscenio? Il pubblico lo acclama. E anch'io vorrei conoscerlo. Andate a cercarlo. Chissà in quale angolo del teatro si sarà cacciato per nascondere la sua emozione. Grazie. Ma adesso lo troviamo sicuramente. Non può essere andato molto lontano. Oh, eccolo. L'ho fermato appena in tempo, era già uscito. È contento, maestro? Permettimi di presentarti il nostro maestro Verdi. Onorato di conoscere una così celebre artista. Una cantante non mette che la sua voce, l'anima, il cuore. Siete voi autori a darceli. E l'impresario non fa nulla, vero? Paga. Per tutti. Rimane con noi questa sera? Grazie, devo tornare subito a casa. Ma è l'ultima notte di carnevale. Nessuno va a dormire. L'ho promesso a mia moglie. Nostro figlio è malato. Oh, sono desolata. Povero piccino. Buonasera. Buonasera, Verdi. Mi piace. Così serio, modesto e giovane. Sposato. Geloso? No, previdente.
Susanna, bisogna rassegnarsi alla volontà di Dio. No! Calmati. Coraggio, cara, vieni con noi. Vieni là con noi. Ti prego, vieni. Margherita. Coraggio, cara. Lasciatemi! No, non fare così. Ti prego, vieni. Figlio mio! Su, cara. Su. Per favore, non fate chiasso! Vi prego, smettetela! Smettetela! Il bambino dei Verdi è morto! Figlio mio. Che mangiamo per adesso? Come ti senti, cara? Bene, bene. Ma avrai freddo così. Tieni. Hai preso le gocce che ha ordinato il medico? Sì, caro, le ho prese. Questo tempo, questa pioggia, chissà quando smetterà. Vado io, non muoverti. È per l'affitto, signor Verdi. Mi aveva detto di ripassare oggi. Ha ragione, dovevo riscuotere del denaro. Abbia pazienza. Ne ho già avuta abbastanza, mi pare. Sì, gliel'ho detto, ha ragione. Mi deve scusare. Domani passerò io da lei. Chi era? Un seccatore, l'ho mandato via. Esco un momento. Dove vai? Ho un appuntamento con Varelli. Dice che vuole parlarmi. Ancora per quell'opera buffa? Non so, forse. Ma non accetterò, stai tranquilla. Vado e torno, ciao.
chiede l'impossibile, caro Verdi. Mi dispiace, niente anticipo. Ma mi occorre del denaro, la morte di mio figlio e poi mia moglie che ha tanto bisogno di cure. Le ho offerto un contratto, io torno ad offrirlo. Ecco. Non me la sento di scrivere un'opera buffa. In questo momento non sono di umore adatto. Ah, beh, non ne parliamo più allora. Ma mi dia un altro incarico. Le ho portato un libretto, guardi. I Lombardi? Oh. Ah, per carità. Avrei delle noie con la censura. Allora, non ha che da firmare e io le do subito un anticipo. Alla consegna dello spartito avrà il resto. Su. Lei fa un favore a me e io ne faccio uno a lei. Paio di orecchini, una spilla, una collana e un bracciale. 50, Così poco. È oro buono il bracciale pesante. La prego, ne ho molto bisogno. Non so cosa dirle. Aspetti. Prenda anche questa. Vede, dipendesse da me, io farei volentieri di più, ma... Beh, 50, 55, va bene? Sa, noi non possiamo pagare più di un quarto del valore. Oh, poverina. Signorina, oh, aiutatemi, tiriamola su. Oh. Cosa è successo? La conoscete? Ah, la conosci, no? Ma che bisogno c'era di impegnare tutte le tue gioie? Ho qui del denaro, ce n'è quanto basta per tirare avanti. Hai firmato quel contratto? Sì, ma che importa? No, non dovevi. Restituisci quel denaro. Rompi quel contratto. Ma perché? È un lavoro che non ti senti di fare. Non ti piace. E la tua seconda opera deve essere un successo. Ma lo sarà. Ho paura. Ho tanta paura. Ma no, vedrai. Forse ho esagerato io. Vogliono un'opera buffa, ebbene avranno un'opera buffa. Anche tu credi che io non sia capace di farla? Ti sbagli. Ho già in mente i primi motivi. Vanno benissimo. No, non è vero. Ma è la verità. Vuoi sentire? Ti accontento subito. Guarda, papà, il nome della cantante più grande di... Margherita. Un po' d'acqua. Devi stare calma, figliuola. Vedi, la più piccola emozione ti agita, ti fa star male.
Vuoi che dica a Peppino di non andare? No, non voglio che vada. È già tanto preoccupato per me. Eccomi qua. Sono pronto. Sono riuscito a far tutto da solo, perfino a trovare i gemelli. Vieni qui. No, non muoverti. La cravatta. Lascia papà. Avrei voluto esserti vicina. Ma ci sarai. Non penserò che a te. Ti aspetto. Ho paura di lasciarlo. No, le daresti un dolore. Va, resto qua io. Torna presto e con buone notizie. Era preoccupato, vero? Ogni autore ha la prima di un suo lavoro. Sarebbe terribile se gli andasse male. Soffre già tanto. Perché tarda tanto? Io non sarò sola lassù, ma lui qui rimarrà solo. Tu gli vuoi bene, vero papà? Devi volergliene. Anche dopo. Sì. E se un'altra donna prenderà il mio posto. No, non dirlo. Deve essere degna di lui. Deve amarlo come l'ho amato io. Con tutta l'anima e con tutto il cuore. Le darai questo anello perché voglio che il mio ricordo non turbi la loro felicità. È lui, papà. Com'è andata? Non glielo dire. Margherita. Dimmi. Un successo. Un grande successo. Non si stancavano di applaudirmi. Racconta. Ma te l'ho detto. Applausi a non finire. Tutti mi chiedevano di te. Della signora Verdi. E io non c'ero.
Margherita. Margherita! Permette? Desidera, signor Verdi? Una minestra e un po' di pane. Mi dispiace, il padrone non può più farvi credito. Datemi in cambio un po' di castagne. Fa niente. Grazie. Che lì ha più fame di noi. Ma è Verdi quello là. Sì, è lui. Hai detto che ti trovi nei guai per la musica del Nabucco. Perché non dai l'incarico a lui? Oh, per carità, Verdi è un uomo finito, nessuno sa neppure dove abiti. Vive come un selvaggio. Ferma, ferma! Il libretto l'hai con te? Dammelo. Ma che cosa vuoi fare? Con questo freddo, io non scendo, sai. Lascia che gli parli io. Tu aspetta qui. Il libretto, presto. Ma Giuseppina, rifletti, non mi sembra il caso, è un capriccio il tuo. Può darsi. Maestro! Maestro! Maestro Verdi! Non mi riconosce. Buonasera. Mi hanno detto che non vuol più vedere nessuno, che vive come un orso. Perché? Le hanno detto la verità. Mi scusi, buonasera, signora. Aspetti. C'è Varelli che vuol darle l'incarico di musicare un'opera. Ah. Vuol farmi l'elemosina? No, non è elemosina. È lavoro. Vuol dire che c'è qualcuno che ha ancora fiducia in lei. Varelli? No, io. Ho conosciuto anch'io la disperazione. Ho desiderato perfino di morire, sa? Poi ho capito che era un errore. Il solo bene che abbiamo è la vita, anche con i suoi dolori, le sue avversità. Ma non capisce che non ho più niente qui dentro. Niente. Sono deluso, inaridito, distrutto. No, è lei che vuole sentirsi così. E invece deve reagire, riprendersi, tornare alla vita.
e col suo ingegno trasformare in arte il suo stesso dolore. Lo prenda, è interessante. È la storia della sofferenza di un popolo oppresso che anela alla libertà, come la nostra gente, come noi tutti. Le chiedo solo di leggerlo. Me lo promette?
Questa è la musica che noi italiani aspettavamo! Viva Verdi! Bravo, maestro. Un bel successo. Bravo, maestro. Sente che è successo? Guarda in palcoscenico. Sente. Ma presto, vada, maestro. Viva Verdi! Viva l'Italia! Viva l'Italia! Soddisfatto, maestro? Bravo. Questa è una provocazione! Si sospende lo spettacolo! Arrestate l'autore! Riordine, esco! Viva l'Italia! Ordine di Sua Eccellenza il Governatore, chiediamo di sospendere lo spettacolo. Il contenuto del pubblico è scandaloso. Ma noi consideriamo tutto ciò una provocazione. Ma insistiamo assolutamente. Ma signori, vi prego. Buonasera, Buonasera. Dicano lo spettacolo. Non si Ordine può, del ma governatore. riflettano, non è possibile. Il pubblico ha già pagato. Maestro, da capo, su, tutti insieme. Sentite, sì, sento. Sono impazziti tutti. Tu e il tuo Verdi volete rovinarmi. E lei cosa fa lì in palazzo? Che devo fare, signor Barè? Ma vada in sala, cerchi di calmare quei forsennati. Faccia qualcosa. Eccellenza, non rispondo dell'ordine pubblico se lo spettacolo viene sospeso. So good, ma aspetto domani il mio ufficio impresario. Mi renderà conto lui di questo scandalo. Maestro, s'accomodi, venga. Ho voluto trovarmi un momento solo con lei, prima che arrivino gli altri, per dirle grazie. Grazie. Ha sentito quanti applausi? Erano tutti per lei, lo sa? Sì, e per la sua voce. Ah, la mia voce, senza la sua musica, varrebbe poco. E senza di lei non varrei nulla. Ricorda quella sera. È a lei che devo tutto. Tutto. Non lo dimenticherò mai. Glielo giuro. Se le mie parole di quella sera sono servite a qualcosa, è la prima volta che sono orgogliosa della mia voce. Anch'io non lo dimenticherò mai. Giuseppina, potete entrare.
Oh, cara, sei stata stato davvero un grande magnifica, successo. un'opera stupenda, meravigliosa. Congratulazioni. Ah, che spettacolo! Una serata davvero indimenticabile. E lei è stata divina. Eccoti diventato famoso, eh? Anche troppo. Caro Verdi, lei mi ha dato una bell'opera, ma mi ha messo anche in un bel pasticcio. Oh, ma te la caverai benissimo. Tu e il governatore siete due anime in un nocciolo. Dovrò andare di persona a Vienna a conferire col ministro della polizia imperiale se vogliamo che il Nabucco abbia tutte le repliche che merita. Partirò domani stesso. Ah, Sembri contenta che me ne vada. Giuseppina, tu sei molto stanca, vero? Scusate, signori, ma mia sorella deve cambiarsi. Volete avere la compiacenza di uscire? Certo. Ecco, di nuovo tanti complimenti. Buonasera. Prego, maestro. A dopo, cara. Buonasera. Buonanotte. Non si fanno eccezioni, maestro. Prego. Buonasera. Beh, cosa ti prende? sono troppo felice. Sì, è stato un bel successo. Ma no, tu non puoi capire. Cosa? Sono innamorata. Oh, non è la prima volta che ti succede. Ma questa volta è diverso. Verdi non è come... Verdi? Ah, mica si perde dietro alle coriste il maestrino di campagna. Mira al sodo, lui. Alla cantante celebre. All'amica del grande impresario, vero? Non parlare così. Lui non sa niente di me. Mi crede come ero un tempo e come vorrei essere ancora per lui. E ora ho paura. Oh, andiamo. Non complicare le cose. Se proprio ti piace quel campagnolo, sai come levartene il capriccio. Non è un capriccio. Per la prima volta so cosa voglia dire amare ed essere amata. È inutile. Te l'ho sempre detto, non sei che una grande stupida. Ecco. Vi ricordate di me? No. Mi ricordo io di voi. Aquilina è matto. Guarda quanto è bello qui. Voglio tornare al più presto alla mia campagna. Sono un contadino. Un contadino che scrive opere. Se mi andrà bene all'Ernani, ma finché non torna Varelli da Vienna. Perché vuoi aspettare lui? Non c'è solo la Scala. Potresti dare l'Ernani a Venezia. Ci verrei anch'io per cantarlo. Sì, forse hai ragione. Cos'hai? Non sei felice? Lo sono troppo, forse. Mi fa quasi paura Cosa temi? perderti. Vorrei vivere solo con te. Vorrei che tu rinunciassi alla tua vita brillante, alla città, ai tuoi amici e anche alla tua arte. Lo faresti? Non rispondi. Lasciami ancora cantare il tuo Ernani, vuoi? Poi farò tutto quello che vorrai. Cara, io sono più impaziente di te.
Non sembri entusiasta di vedermi. Hai fatto bene a venire. Una spiegazione fra noi è necessaria e tu devi comprendermi. Giuseppina, io sono quasi vecchio ormai. Tu invece nel fiore della giovinezza. Pur di non perderti ho preferito restarmene lontano. Ma questa volta hai abusato. Amo Verdi. Andrò via con lui. Non canterò più. Sei impazzita? E io, come dici tu, dovrei comprendere e magari darvi la mia benedizione? Non voglio perdere. Non saresti stata nulla senza di me, ricordalo. È vero, ma sei stato ripagato a usura. Non ho più obblighi verso di te. Sono libera. Già, libera di rovinarti con quel Verdi, che io posso far ricadere nella miseria quando voglio. Non c'è solo la Scala. Tu dimentichi che io controllo quasi tutti i teatri d'Italia e in quanto ai critici e al pubblico so come guidarli. L'idolo di ieri può cadere alla prova di stasera. No, non lo farai. Hai ragione, stasera ancora no. Devo lasciarti il tempo di riflettere. E devo dirti ancora una cosa. Dalla sera del Nabucco il tuo Verdi è politicamente sospetto. Tu sai cosa significhi, vero? Non mi fai paura. Mi fai solo ribrezzo. Vattene, vattene! Morirei piuttosto che tornare con te. Ti do tempo fino a domani. Signor Varelli? Signor Varelli? Aspetti. Senta. Signor Varelli? Scusi, il maestro Verdi. Non è qui. Signor Varelli. Mi hanno detto che è sempre dalla cantante. Ma lei chi è? Sono il suocero di Verdi, Barezzi. Il suocero. Capita proprio al momento giusto. È il cielo che la manda. Si accomodi, si accomodi un momentino soltanto, la prego. Devo parlarle, guardi, faccio presto. Prego. Grazie. Prego. Eccoci, si sta provando il costume. Lei entri e io resterò di guardia. S'accomodi. Avanti. Che c'è? Sono Antonio Barezzi. Ah, il signor Barezzi. Così va meglio, puoi andare ora. Sì, signora. Come sarà contento Verdi? Non l'ha ancora visto? No, e vorrei che non sapesse neppure che sono stato qui a Venezia. Non capisco. Prego. Sono il padre di Margherita ed è a suo nome che le parlo. Vede questa fede? Apparteneva a mia figlia. Me la affidò morendo perché io la consegnassi soltanto alla donna degna di essere la seconda moglie di Verdi. Ah, comprendo. Lei non me ne crede degna, vero? Una domanda che non avrebbe dovuto farmi. E con che diritto lei mi giudica? Io so di lei, anche quello che Verdi non sa, che ha avuto un figlio È morto. e che non potrà averne mai più. Anche di una sventura vuol farmi una colpa? No, ma io non voglio che la sua sventura diventi anche quella di Verdi, una compagna onorata e dei figli. Ecco quello che lui vuole riavere. E lei non potrà mai dargli né l'una né gli altri. Ma lui mi vuol bene. Verdi è della nostra razza, ha la nostra morale, le nostre idee, forse un po' ristrette, ma senza compromessi. Anche se la perdonasse non avrebbe più pace. Si vergognerebbe della propria debolezza, si vergognerebbe di lei. Non potrebbe mai guardare un bambino senza pensare che la sua donna non potrà mai dargliene, finirebbe con odiarla. Anch'io ho diritto di rifarmi una vita. Sì, ma non a prezzo della vita di un uomo. Varelli è molto influente e la gelosia è troppo cattiva consigliera. Verdi potrebbe essere rovinato da lei. Tutti contro di me. Nessuno ha pietà, nessuno. L'unica cosa che può fare, se veramente lo ama, è di lasciarlo.
e in modo che non abbia alcun rimpianto. Giuseppina? 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 Ma perché non hai risposto Sto subito? provando i costumi. Ma scusa, Oh, ti prego, ho tante cose da fare. Manca poco all'inizio dello spettacolo e sono ancora così. Più tardi. Va, scusami. Grazie. No, mettiti fuori dalla porta e non fare entrare nessuno. Sì. Rientro subito in albergo. Va bene. Anche per Verdi non ci sei? Anche per Verdi. No, non entri, la prego. Barberina, lasciaci soli. Va bene. cosa c'è, Giuseppina? Nulla, sono un po' stanca. Hai cantato meravigliosamente stasera. Sei riuscita a commuovermi con la mia stessa musica. Giuseppina, devo dirti una cosa molto importante, ma non so da dove cominciare. Vuoi essere mia moglie? Ti sembrerà strano che te lo chieda proprio ora, ma mai come stasera ho desiderato tanto di averti solo per me. Comincio a essere geloso di tutto, anche dei tuoi successi. Perché non rispondi?
Credi che basti solo l'amore per essere felici? Ma certo. Amore vuol dire anche stima, fiducia. Ma poi che c'entra tutto questo? Io ti chiedo solo se vuoi diventare mia moglie. E devi rispondere sì o no. Ho paura di non poter essere la moglie che tu cerchi e della quale hai bisogno, ecco. Ma no, non può essere questa la ragione. Non ha senso. La donna che voglio sono io che devo sceglierla e voglio e ho scelto te. Tu devi dirmi soltanto se mi ami. È questo che ti chiedo. È questo che conta. Ti prego, proprio stasera mi sento molto stanca. Domani forse avrò le idee più chiare e saprò spiegarti meglio. Spiegarmi che cosa? Che non mi ami, che non conto nulla per te. Avanti, parla! Non tormentarmi. Devi rispondermi. Ebbene, ho creduto di amarti. Mi è piaciuto di fare la parte della donna innamorata. Capita, sai, a noi attrici. Ma allora le tue parole, i tuoi baci, perché? Ma perché? Perdonami se ti ho fatto credere quello che in realtà non ero. Ho riflettuto anch'io. E il risultato eccolo lì, i miei bauli. Parto per Parigi. Ho un magnifico contratto. Un altro teatro, un altro pubblico. La mia vita, caro, la mia vera vita. È questa la tua decisione? Sì. Benissimo. Allora è stata tutta una finzione la tua, una ridicola finzione. Ma brava, ti faccio i miei complimenti. Hai recitato alla perfezione, non c'è che dire. Perché io sì, non mi vergogno a dirtelo. Io ti ho creduta sincera. Ma già, io non sono che un povero contadino, facile a credere, facile a illudersi. E tu invece la grande artista che si diverte alle sue spalle. No, non è così. Basta con le bugie, non mentire più. Ora ti vedo quale sei veramente. Una povera miserabile attrice. Vai sul palcoscenico a recitare. Hai ragione tu. Quella è la tua vita. Là non perdi il tuo tempo. Gli impresari ti pagano. Il pubblico ti applaude. Addio. Beh, l'hai liquidato? Hai fatto bene. Su, non piangere, adesso andiamo. (1848-1849) anni d'ansia, d'ardimento per l'indipendenza italiana. Giuseppe Verdi, nella sua solitudine, partecipa alla lotta contro l'oppressore con melodie di speranza e di fede, che divengono inni rivoluzionari dei patrioti sulle barricate e sui campi di battaglia.
La 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 la. Buongiorno Rigoletto. Non tutti fatto il colpo. Poi di nuovo buffon. Cai di nuovo buffon. Che dell'usato più noioso voi siete. La ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra. Ove l'avrà nascosta? Guardate come impiego. La ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra. La 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 la. La 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 la. Son felice che nulla voi nuocesse. L'aria di questa notte. Artigiani, quel razza dannata, per quel prezzo vendeste il mio bene. Mai nulla per loro conviene. Oh, mia figlia impagabil tesor, la rendete o se for disarmata. Questa man per voi cora cruenta, nulla in terra più aventa, e dei fighetti tanto l'onor. Quella porta, assassini, assassini, ma aprite la porta, assassini, ma aprite. No vecchio t'inganni, e vindici avrai. Se vendetta, tremenda vendetta, di quest'anima sola ed Dio, e punirti da l'ora s'appretta, e fatale perpetuanerà, come colmi scagliato da Dio, come colmi scagliato da Dio, e colpire il bufone saprà. C'è Rossini. Bravo! Bravo! Care di me, è un pezzo che non mi divertivo tanto a teatro, dall'ultima replica del mio barbiere. Un'opera geniale. Potrebbe benissimo essere stata scritta da voi. Ah, certo! Ancora un paio d'opere come questa e correrò il rischio di sentir dire che il mio barbiere l'ha scritto Verdi. A proposito, avete visto i miei nuovi biglietti da visita? No. Ah. Vanno bene anche per un duello? Sì, alla forchetta. Oh, vediamo un po', eccolo qua, giovedì. Paolo? Oh, voyons, Paolo. Gioacchino. Ecco. Non vorrete invitare Verdi in quella vostra mostruosa maniera? Mostruosa? Avete sentito, Dio, ma
Mia moglie chiama mostruosa la civile abitudine di far pregustare agli ospiti le gioie della mia tavola. Paolo, portate questa al maestro Verdi e ditegli di non tardare troppo finito lo spettacolo. La donna è mobile, qual piuma al vento, mutata cento e di pensiero, sempre un amabile, leggiadro viso, in pianto e riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, mutata cento di pensiero e di pensiero e di pensiero. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, ma il capo e il cuore ormai non sentesi, felice appieno, chi su quel seno non li va amore. La donna è mobile, qual piuma al vento, mutata c'è. Pensiero e di pensiero Maestro, pare che Vittor Hugo, uscendo dall'opera, abbia dato in escandescenze. Sentite che odore. Ma cosa dite mai? Ce l'aveva con Verdi. Ha parlato di querele, di sequestro, di danni. Ma che cosa mi raccontate? Sì, dice che il suo dramma è stato massacrato. Ha giurato di non volersi mai più incontrare con Verdi, salvo che in tribunale. Ah sì? Ha detto questo? Ma è molto leggero impegnarsi così. Qui ci vuole una foglia di basilico. Il maestro Giuseppe Verdi. Messier Vittor Hugo. Sono ben lieto di ricevere in casa mia i tuoi più grandi ingegni di Francia e d'Italia. Non avreste avuto questa fortuna se le vostre scale fossero meno buie e se io avessi potuto distinguere chi mi precedeva. Ma andiamo, signori, è un vero peccato vedervi accaniti così di fronte a Rigoletto, il capolavoro che tutta Parigi applaude e che è frutto della vostra collaborazione. Collaborazione? Parigi applaude soltanto il melodramma del signor Verdi. Nella mia opera applaude i vostri personaggi. Se per avventura ho dato loro la vita, voi gli avete dato la morte. Prego? La morte. Ah, avevo capito l'immortalità. Che presunzione. Ma andiamo, amici. Ma è possibile che non vi rendiate conto che non è il caso? Maestro, cosa c'è? Che peccato. Mi devo allontanare un minuto, ma vi prego, promettetevi di non dire cose divertenti finché io non torno, eh? Mia cara Giuseppina, che sorpresa. Non eravate all'opera questa sera? No. Vengo adesso da casa Donizetti. Sta male. Davvero? Molto male. Il suo grande desiderio è tornare in Italia, ma non ha i mezzi. E lei lo conosce. Non vuole chiedere nulla a nessuno. Io credo che lei, maestro, con la sua autorità, potrebbe forse trovare la maniera di... Oddio, certo. Non so, si potrebbe organizzare un concerto. Sì. Col concorso degli artisti italiani di Parigi. Sì. Ecco, benissimo. E adesso, mia cara Giuseppina, venite di là. Guardate quanta gente. E tutte celebrità. C'è anche Verdi.
No, grazie, maestro. Vado via subito. Non voglio importunarla ancora. Ma perché? Cosa dite? Saranno tutti felici di vedervi. Vivete a Parigi come in esilio. Perdonate, maestro. Madame, ma dovete intervenire voi come padrona di casa, altrimenti... Sentite. Ma lasciate che vi spieghi. Che il re di Francia diventasse il duca di Mantova l'ha chiesto il governatore militare. Che Blanche diventasse Gilda l'ha preteso il patriarca di Venezia. Insomma, la volete capire, sì o no, che l'arte in Italia deve passare sotto le forche caudine della direzione centrale dell'ordine pubblico? Ma no. Ma sì! Insomma, l'opera vi è piaciuta? Sì. Maledizione, sì. Aspettiamolo allora con questa ridicola discussione. Qua la mano. Finalmente. Tutto è bene quel che finisce bene. Mia cara Giuseppina, quando uno ha degli amici così importanti ma così turbolenti, bisogna scusarlo se non può fare ad una bella signora come voi l'accoglienza che merita. Permettetemi di presentarvi il nostro grande Verdi, ma forse vi conoscete già. Sì. Molto tempo fa. È venuto a parlarmi di Donizetti. È molto malato. Oh, ma chérie, che piacere rivedervi. Se volete rimanere con noi ci farete proprio un regalo, vero Giovacchino? Certo, senza dubbio. Avevo idea di proporvi la mia signora dalle Camelie come argomento per la vostra musica, ma se la censura in Italia è così terribile... No, non ho paura della censura. Nel caso vostro, mio caro Dumas, ho paura del personaggio. Io non provo alcuna pietà per Margherita Gautier. La signora dalle Camelie è una grande pagina d'amore. Grazie, signora. È la più bella difesa che abbia avuto fino ad oggi. Allora lei non crede che una donna possa sacrificarsi per l'uomo che ama? Le donne di quel tipo, mio caro Dumas, non hanno di questi eroismi. Non abbandonano per sacrificio. Corrono dietro alla loro vanità, al facile successo, al denaro. Ringrazi il cielo di non aver amato una donna come Margherita Gautier. Per questo è riuscito a scrivere il suo dramma. Mentre io no. Non potrò mai scrivere una nota su quella vicenda. Lei è spietato con noi donne? No, signora. Con certe donne. Mi scusi, signora. Ho fatto molto tardi. Mi scusi. Prego. Cosa avete, cara? Vi sentite male? No, grazie, signora. Vuol ricordare a suo marito la promessa che mi ha fatto per Donizetti? Certamente. Grazie. Povera Giuseppina, quanto devi avere sofferto. Avevi tanto bisogno tu di conforto e venivi invece a darne al povero Donizetti. Dall'altra sera non ho più pace. Quando l'ho rivisto così all'improvviso mi è sembrato di morire. Avrei voluto gettarmi ai suoi piedi, chiedergli perdono, gridargli che avevo mentito, che l'amavo come l'ho amato sempre e forse anche di più. Ma dalle sue parole ho capito il suo rancore, il suo disprezzo. L'hai voluto tu, figliola. Volevo solo che mi dimenticasse, non che mi odiasse a tal punto. Prova a dirgli la verità, che l'hai lasciato per il suo bene, o per quello che t'hanno fatto credere fosse il suo bene. Troppo tardi. Lo conosco. È un uomo inflessibile. È un somaro, ecco che cos'è il tuo Verdi. Ha troppo sofferto. Addio, maestro. E mi perdoni se l'ho annoiata con i miei sfoghi. Addio, Giuseppina. E se parti, non dimenticare un ultimo saluto per questo vecchio brontolone inchiodato dal mare. No. Nelle mie condizioni ogni addio può essere l'ultimo. Ma cosa dite? La gente
Maestro, la desidero. Dove? All'entrata degli artisti. Donizetti, che sorpresa. Quale onore. Maestro, venite nel mio palco. Non sono venuto per la vostra musica. Come musicista potete anche essere un genio, ma come uomo non siete che un egoista, un cieco egoista. Ma... Mi dispiacciono le mie parole. Io sono un uomo finito, sono ammalato e ormai non vivo che di ricordi e rinunce e ogni passione è spenta nel mio cuore. Forse per questo posso parlare, come nessun altro può farlo. Sedete e ascoltatemi. Perdai la sole d'un suo sguardo, la tempesta dal mio cor. Le favelle in mio favore, sperde il sole d'un suo sguardo, la tempesta dal mio cor. Ad avere l'amore un dardo, le favelle in mio favore, sperde il sole d'un suo sguardo, la tempesta. Perda il sole d'un suo sguardo, la tempesta del mio cor. La verità è quella che vi ho detto. Ma come può una donna che ama mentire così bene? Perché amava veramente. Vi aveva messo in alto, troppo in alto. E si è creduta indegna di voi. Non ero che un uomo innamorato. Non avete capito nulla di Giuseppina. Basterebbe il sacrificio che ha fatto per metterla tra le migliori delle donne. Credetemi, gloria e ricchezza non riempiono una vita senza affetti. Sono nulla di fronte a un amore puro e sincero. Maestro Verdi, tutti vi cercano. Vi prego, venite. Andate, saziatevi di applausi, se è quello che cercate. Ma ricordatevi, non sono che rumore, riempiono le orecchie e la tasca, ma il cuore no. Avanti. Venga, venga. La roba degli allievi l'ho messa lì. Quali allieve? Della scuola di canto. Ma io non... Ma scusi, chi cerca? La maestra. La signora Giuseppina. È partita. Non lo sapeva? Partita? Partita per dove? Chi lo sa? Non l'ha detto neppure a me che era la sua allieva preferita. Ha lasciato solo questo incarico. Ma scusi, è possibile che non abbia lasciato l'indirizzo a qualcuno? Gliel'ho detto. È andata via all'improvviso. Ha portato poco con sé. E dice che manderà a ritirare il resto. Oh, il libro è rimasto fuori e ora devo ricominciare da capo. Teneva tanto a quel libro.
È la storia di una donna traviata. Ci piangeva persino sopra. Mi sono rivolto a tutti quelli che la conoscevano. Ma niente. 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 Muzio, voglio sapere dove si trova. Sì, maestro. Tieni, prendi. Non badare a spese purché tu riesca ad intracciarlo. Farò l'impossibile, maestro. Oh, papà Barezzi, accomodatevi. Sono subito da voi. Chi era quel giovane? Scusa, non volevo essere indiscreto. Come va il lavoro? Ho ripensato al titolo della tua nuova opera, La Traviata. Un po' audace. Quel giovane ha avuto da me l'incarico di ricercare Giuseppina. Tu l'ami sempre, è vero? Sì. Capisco. No, non potete capire ora. Come non avete capito quando avete fatto del tutto per togliermela. Ma io ho agito per il tuo bene. Se mi rimproveri anche per questo. È un grande dolore che mi hai dato. Ma non importa. Capisco anch'io che se quella donna è vicino a te, per me non c'è posto. Addio. No, papà Barezzi. Io non ho niente contro di voi. Se un colpevole c'è, sono io. Solo quando era troppo tardi ho compreso quanto sia stato grande il suo sacrificio. Quanto sia stato grande il suo amore per me. E sto duramente pagando questo mio errore con una solitudine che mi opprime. Se anche voi mi lasciate, non farete che aumentare il mio dolore, la mia disperazione. Se vuoi ancora un po' di bene a questo povero vecchio che ti ha considerato sempre come e anche più che un figliuolo, eccomi qua. Grazie. Papà Barezzi, grazie. Viviamo lieti conici che la bellezza infiora e la fugevol ora s'inebria voluta. Viviamo ai dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quella che ha il cuore onnipotente va. Viviamo, amore, amore, fra i conici più caldi va.
dite che il legno è il mio vestin così. Godiamo la in questo E pensare che la prima sera l'hanno fischiata. Ma si sono ricreduti anche loro. Avanti. Quando sei arrivato? Poco fa. Ebbene? Niente. Anche a Milano nessuna notizia della signora Giuseppina. Aspettiamo novità da Parigi. Forse ha fatto ritirare la sua roba. Potremo sapere da chi. Grazie. Ad ogni modo continuerò. Stia tranquillo. Grazie, Muzio. Vai pure. Ti ha messo l'anima in questa musica. Sì, è vero. Sinora era perfetto, ma senza tormento. Deve essere un passionale. Si dice che sia invece incapace di amare. Un orso. È il genio del secolo. Signorina. Sì? Signorina Barbarina. Sì? Dov'è sua sorella? Ah, non so proprio. Non ne ho notizie. Io credevo che fosse con lei. Oh, no. Io sono qui con degli amici, in un palco di primo ordine. Scusi. Lagrime a beaduato, resta tranquilla, no? lo vedi? Che idea, venire qua su con questa gente. Ve l'ho detto, non voglio essere riconosciuta da nessuno. Parola, e tra quei fiori, presto a te sempre, 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 presto a te.
sentirsi così. E invece deve reagire, riprendersi, tornare alla vita e col suo ingegno trasformare in arte il suo stesso dolore. Ora ti vedo quale sei veramente, una povera miserabile attrice. Vai, vai sui palcoscenici a recitare, hai ragione tu. Quella è la tua vita. E là almeno non perdi il tuo tempo. Là gli impresari ti pagano, il pubblico ti applaude. Addio. Dove vai? Cosa c'è? Vado a casa. Non speravamo più di trovarla, l'abbiamo cercata dappertutto. Anche lui mi ha cercata. Sente, l'ha scritta per lei, per chiamarla e chiederle perdono. Venga, Giuseppina. È qui. Ricorda? Sì. Devi darlo alla donna che prenderà il mio posto, perché il mio ricordo non turbi la loro felicità. È mia figlia che glielo dà. Grazie. Giuseppina. Parigio cara, noi lasceremo la vita uniti, trascorreremo decorsi affanni, compenso avrai, la tua salute rifiorirà.
arriverò. Quando ero paggio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio, tanto ero smizzo, flessibile e snello, che sarei guizzato attraverso un anello. Quando ero paggio ero sottile, ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Voi mi chiamiate, io temo i vostri inganni, temo che amiate. Chi? Meg. Lei, venuta la sua faccia. Non traditemi già. Mi pare villani d'averti fra le braccia. Sono venuto povero e umile su questa terra, e povero ne voglio partire. Lascio alla musica e ai suoi interpreti quello che da essi mi è venuto. Tutte le mie sostanze vadano alla casa di riposo per musicisti e artisti da me fondata.
la mia opera più bella.